Dopo il 19 gennaio lei si è insediato, oggi la prima manifestazione ufficiale con un ricordo di una giornata importante come quella delle foibe. Certo, mi pare che sia stata una giornata particolarmente importante per commemorare purtroppo una vittima che viene da questa terra, caduta anch'essa nelle foibe nel nord Italia. La partecipazione che c'è stata a questo evento secondo me è un segnale molto importante e sono rimasto particolarmente colpito del coinvolgimento e della preparazione dei ragazzi di questa provincia, ai quali ritengo di fare ancora una volta tanti complimenti con gli auguri per il loro futuro. Burgio presente con una testimonianza alle foibe, si è anche consegnato delle attestazioni perché proprio c'è stata una vittima. Sì, appunto, si ricorda in questa occasione, si ricordano le vittime dei massacri delle foibe e tra questi un nostro concittadino, Francesco Virgadamo, che appunto si trovava nella città di Trieste e il 1° maggio del 1945 insieme ad altri lui è stato rapito e di lui non si è più saputo niente, quindi questo è un giorno in cui ricordiamo tutte le vittime, questa vittima, ma mi auguro che questo sia un giorno anche per riflettere, per fare riflettere le nuove generazioni su quanto è importante il sacrificio dei nostri padri della patria e su quanto è importante invece lavorare per costruire la pace nel futuro. Una testimonianza, un ricordo? Non abbiamo nessun ricordo perché era troppo. Io non ero nata ancora quando... Però dico, fa piacere ricevere oggi una... Papà me lo ricordava sempre di questo mio zio, perché è andato pure in guerra, mio papà è venuto e non abbiamo più notizie da lui. Professora Svettini, lei ha una lunga relazione per ricordare appunto, per non dimenticare quel giorno. E un ricordo era che mio padre, per poter sfamare la famiglia e un figlio appena nato, ogni mattina presto, prima dell'alba, lasciava Rovigno e faceva circa 10 chilometri fra andata e ritorno per andare da un pastore amico per prendere un litro di latte. Un giorno di questo fu fermato da una pattuglia tedesca e gli disse che era un partigiano e quindi doveva essere fucilato. Mio padre si salvò sia per la cultura che per la natura. La cultura perché parlava correttamente anche il tedesco e spiegò che non era avvezzo a portare il fucile perché non aveva calli nelle mani. La natura perché fin dalla nascita, a causa di un parto difficile, aveva il braccio destro più corto e più piccolo di quello sinistro e per tal motivo era stato riformato dal servizio militare. L'ufficio scolastico è in prima linea nel portare nelle scuole questo messaggio di ricordo di questa tragedia nazionale e infatti le scuole hanno aderito e partecipato e ricordato questa giornata. Abbiamo avuto la possibilità, grazie a Sua Eccellenza il Prefetto, di poter ricordare in un momento sicuramente composto ma fortemente significativo con la partecipazione delle scuole che attraverso i loro studenti hanno manifestato anche quello che è il proprio pensiero riportandolo alla stretta attualità.